Detto questo, gli austriaci attaccano e sono talmente disperati che nonostante tutto passano il Piave e costituiscono una testa di ponte al di qua del Piave. L'attacco scatta il 15 giugno e gli austriaci passano sotto il bombardamento italiano che produce perdite spaventose, però gli austriaci vanno avanti, passano il Piave, gettano passerelle, portano al di là molte truppe. Intanto piove il 15 giugno, piove talmente tanto che il Piave si gonfia e dalla parte italiana ovviamente stanno a vedere pregando che il fiume salga. Il fiume sale e finalmente porta via le passerelle degli austriaci. Quelli che sono passati di qua rimangono bloccati. Nei giorni seguenti gli austriaci continuamente ributtano passerelle sotto il bombardamento e traghettano gente dalla nostra parte, ma non riescono ad allargarsi. E fin dal primo giorno le perdite sono spaventose.